Salve a tutti amici e bentrovati. Le grandi piogge che hanno interessato in questi giorni, in queste ultime settimane, diciamolo pure, gran parte del centro-nord finalmente hanno deciso di prendersi una pausa, e una pausa fortunatamente se ne prenderanno anche i corsi d'acqua che hanno creato seri problemi al nord, su alcune zone della Toscana. Insomma, adesso si apre un tipo di tempo un po' più tranquillo, non arriva una robusta figura di alta pressione in grado di garantire stabilità. Ci saranno, diciamo, correnti dai quadranti meridionali che peraltro faranno lievitare ulteriormente le temperature al sud e su gran parte del centro, dove si vivrà una parentesi prettamente primaverile. Il nord rimarrà un po' al limite, interessato da aria sempre un po' umida, con qualche annuvolamento, ancora forse qualche pioggerella che potrebbe concentrarsi soprattutto sul nord-ovest. Questo è un po' il quadro generale del tempo dei prossimi giorni. Andiamo a vedere la perturbazione, l'ultima che ha interessato il centro-nord ormai se n'è andata, residua instabilità al sud, ma siamo in un contesto di tempo decisamente piuttosto tranquillo adesso. Per quanto riguarda le temperature non ci saranno variazioni di rilievo ancora nei valori minimi, aumenteranno invece, come abbiamo detto, nei valori massimi, un aumento che si farà sentire soprattutto al centro-sud, e le successive 24-48 ore saranno caratterizzate ancora da tempo abbastanza tranquillo. Su venerdì si avvicina un corpo nuvoloso che potrebbe interessare un po' l'estremo nord-ovest, Val d'Aosta, la Liguria, ancora qualche residua incertezza probabilmente anche nei settori più meridionali della Sicilia. Per adesso è tutto amici, grazie per essere stati con noi, a più tardi.